Oggi si mette in discussione un'amicizia, vista la nostra ospitalità alle loro basi. Il governatore veneto duro con gli USA per le ripercussioni dei dazi sui prodotti made in Veneto come prosecco e formaggi. La Lega deposita in Cassazione a Roma il quesito referendario chiesto da 8 consigli regionali, tra i quali il Veneto, per cambiare la legge elettorale. Ciambetti, primo passo per ridare voce ai cittadini. Violento incendio nel primo pomeriggio in un condominio di Vicenza, inquilino messo in salvo dai vigili del fuoco intervenuti con un'autoscala. Bufera a Padova dopo la denuncia di una famiglia aggredita in stazione in pieno giorno da un gruppo di pusher. Servono più controlli. La voce ai residenti. Aperto da una settimana e subito una rapina. Al racconto delle titolari di un locale in centro a Conegliano, un bandito armato di pistola ha fatto irruzione alla chiusura fuggendo con l'incasso. Cane da caccia ucciso a morsi da un lupo a Tricchiana, l'esame sulla carcassa conferma l'attacco, ma secondo la ricostruzione sarebbe un gesto di difesa per salvare la cucciolata. 100 anni e non sentirli a Villorba, una festa davvero speciale per Adelaide Papparotto, nonna piena di energia, protagonista di un vero e proprio show con tutti i parenti. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. L'economia in apertura con le possibili ripercussioni sul mercato dell'agroalimentare veneto e trevigiano dei dazi annunciati dagli Stati Uniti, timori soprattutto per il prosecco e per i formaggi. Vediamo. Non c'è pace per il prosecco. Dopo le polemiche sul termine da usare o meno, ora la nuova grana si chiama Donald Trump e i dazi americani. Si parla di tariffe aggiuntive sui prodotti europei per circa 7 miliardi di euro. Tra i prodotti tassati l'agroalimentare italiano, che fa da padrone nel rapporto scambi con gli USA. L'America, solo per dare una cifra, conta per il 9% del totale delle esportazioni mondiali dell'Italia, con un valore intorno ai 4 miliardi e mezzo di euro. Quasi 90 le diverse tipologie esportate, in gran parte dall'agroalimentare. Un vero e proprio colpo basso per questo settore, che vede il Veneto e la Marca in prima fila, sia per la filiera lattiero-casearia con i formaggi, ma soprattutto per il vino. In particolare il prosecco, che potrebbe avere un notevole contraccolpo, considerando che da gennaio a giugno gli Stati Uniti hanno acquistato il nostro vino per 131,5 milioni di euro, superando come mercato la Gran Bretagna. Chiara quindi la preoccupazione per tutta la regione. Da un lato le sanzioni con la Russia ci hanno fatto perdere quasi 1 miliardo di export, dall'altro tutto quello che sono i dazi americani, i dazi applicati da un paese amico all'Italia, che è un paese che ha sempre sostenuto gli Stati Uniti, dazi che ci penalizzano in un contesto nel quale non possiamo non dimenticare che l'Italian sounding, cioè i prodotti dell'agroalimentare che vengono venduti come italiani ma non sono italiani, valgono circa 120 miliardi di euro. Perché oltre al danno sulle vendite, i dazi significano aprire il mercato al falso grana padano, al montasio e soprattutto al falso prosecco. Chiaro quindi il rammarico del governatore del Veneto. Pensare che adesso le partite dei mercati si regolino solo a colpi di dazi, dico che la dice lunga anche sul fatto che questa amicizia è messa in discussione. Presidente che spera in una revisione della lista che distingue i prodotti veneti da quelli colpiti dai dazi in virtù dei buoni rapporti, non solo storici ma attuali, con le basi americane tuttora attive in Veneto. Abbiamo dato sempre ospitalità agli Stati Uniti, che abbiamo un rapporto solido di amicizia con gli Stati Uniti, non capiamo per quale motivo i nostri prodotti devono essere caricati di dazi e quindi vedere sparire il mercato degli Stati Uniti. Non funziona così tra amici, così funziona tra nemici. Votata dal Consiglio regionale del Veneto la settimana scorsa la richiesta di un referendum per cambiare in senso maggioritario la legge elettorale nazionale è stata depositata in Cassazione assieme a quella di altre 7 regioni. Il 25 settembre, con 28 voti favorevoli, 7 contrari e 3 astenuti, il Consiglio regionale del Veneto è stato il primo in Italia ad aver approvato una deliberazione amministrativa per indire un referendum abrogativo della quota proporzionale nel sistema elettorale di Camera e Senato. Dopo quello del Veneto sono arrivati i sì di altre 7 regioni: Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Piemonte, Abruzzo, Basilicata e Liguria. La Lega ha potuto così depositare in Cassazione la richiesta di referendum per cambiare in senso maggioritario la legge elettorale nazionale.
È il primo passo per restituire voce ai cittadini italiani, ai quali sarà chiesto di decidere su una questione semplice e fondamentale, hanno commentato il Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti e il Presidente della prima Commissione permanente Alessandro Montagnoli, dopo aver depositato in Cassazione la deliberazione approvata mercoledì a Palazzo Ferrofini. Il Vicepresidente del Senato Roberto Calderoli ha affermato di non temere rifiuti dalla Corte Costituzionale, sottolineando una richiesta proveniente da 8 regioni, molto al di sopra delle 5 richieste e soprattutto in rappresentanza di tutto il nord, del centro, del sud e delle isole del paese. È morto la scorsa notte a Verona Valentino Perdonà, aveva 104 anni ed era tra i più longevi ex parlamentari italiani. Nato a San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona, il 22 gennaio del 1915, Perdonà è stato deputato della DC per 4 legislature, eletto nel Collegio di Verona la prima volta nel 1953, consigliere comunale nel 51 e assessore dal 54 all'80 a Verona, è stato anche presidente dell'Unione Comuni Veronesi, infine sindaco di Soave dal 56 al 1970. La cronaca, ora violento incendio nel pomeriggio in un condominio di Vicenza, inquilino messo in salvo dai vigili del fuoco intervenuti sul posto con l'autoscala. Paura a Vicenza, lungo il centralissimo viale Milano, dove un violento incendio è divampato in un appartamento al 4º piano di un condominio, con fumo e fiamme che hanno devastato l'abitazione. Quando il fumo si è propagato anche per le scale e le fiamme hanno iniziato a uscire dalle finestre, i residenti sono fuggiti in strada, dove si sono radunate decine di persone, compresi i commercianti della zona. Un uomo, residente dell'appartamento, è stato messo in salvo dai vigili del fuoco, intervenuti con l'autoscala e con numerosi mezzi. Le fiamme hanno interessato tutto l'appartamento e le lingue di fuoco hanno lambito anche i piani superiori. I pompieri, arrivati con un'autopompa, un'autobotte, l'autoscala e altri 2 mezzi leggeri, con 12 uomini coordinati dal funzionario di guardia, hanno spento il rogo, evitando il coinvolgimento di tutto il condominio e dei fabbricati attigui. L'uomo salvato, che aveva inalato fumo, è stato preso in cura dal personale del SUEM 118, intervenuto con un'autoambulanza e l'automedica e quindi trasportato in ospedale. Tutti i residenti hanno fatto in tempo a uscire dallo stabile. Subito dopo sono iniziate le operazioni di sopralluogo per determinare le cause dell'incendio. La Polizia Municipale ha chiuso per tutto il pomeriggio la strada per consentire le operazioni di soccorso, con inevitabili ripercussioni sul traffico. E la cronaca ci porta ora a Padova. Sono stati momenti di tensione ieri a mezzogiorno in stazione. Una donna con la sua famiglia ha chiamato i soccorsi dicendo di essere stata aggredita da un gruppo di spacciatori. Le immagini riprese dal telefonino di un residente della zona stazione immortalano i minuti concitati della violenza. Padova, via Bixio, domenica all'ora di pranzo. Una famiglia di origine marocchina, padre, madre e 3 figli piccoli, sta andando a trovare un parente che lavora in un negozio etnico della zona. All'improvviso la loro auto viene accerchiata da un gruppo di 5 nigeriani. Secondo il racconto della famiglia, uno degli stranieri ha cercato di offrire della droga, ma al netto rifiuto è scattata l'aggressione. Il gruppo di spacciatori ha dato in escandescenze. Prima hanno infranto il finestrino dell'auto e poi hanno aggredito il capofamiglia mentre la moglie terrorizzata chiamava i soccorsi. Le urla, la confusione, un fuggi generale hanno richiamato l'attenzione dei residenti, esasperati dallo spaccio e dal degrado che si consuma quotidianamente sotto le loro finestre. Poco dopo sono arrivati i carabinieri che hanno cominciato le ricerche del gruppo di 5 nigeriani, che però nel frattempo si erano già dileguati. I militari hanno identificato marito e moglie e il parente ha corso in loro aiuto. Uno dei 2 uomini è stato medicato dai medici del 118 per le escoriazioni al braccio riportate durante la violenta colluttazione con gli spacciatori. E la rissa scoppiata in stazione a Padova è al centro delle polemiche per la mancanza di controlli sul territorio, dicono i residenti. A poche ore dalla rissa scoppiata alla stazione centrale di Padova, in via Bixio, in pochi hanno voglia di parlare. All'esterno dei negozi, ritrovo di immigrati, molte bocche cucite. Qualcuno si avvicina ma è subito richiamato da altre persone e prima di andare via sottovoce tenta di lasciarci il suo numero, magari per raccontarci cosa è avvenuto.
che secondo il racconto di alcuni testimoni la rissa scoppiata tra un gruppo di nigeriani e una famiglia marocchina sarebbe cominciata per il rifiuto da parte del capofamiglia di acquistare della droga, un diniego che avrebbe spinto il gruppo di migranti ad aggredirli. La situazione nel frattempo però resta tesa, una convivenza difficile quella tra italiani e stranieri. Ogni volta che denuncio mi ritrovo con la macchina rigata o le ruote forate, dichiara una negoziante ai microfoni spenti. Ma c'è anche chi non è d'accordo con le critiche difendendo il quartiere della stazione. Io lavoro qui anche fino alle 9 da sola, ma non mi è successo niente, però probabilmente sono io che mi attacco rogna. Spiega l'aggressione di ieri. Bisognerebbe sapere la verità. Io ti posso dire la mia esperienza, ma non mi ha mai aggredito nessuno, però dovrei essere clinicamente morta in 2 anni che lavoro qui. Però cosa vede, cioè, fuori della situazione? È una stazione come tutte le grandi stazioni d'Italia. I sindaci si avvicendano ma non cambia nulla in questo quartiere. Sembra però essere la tesi comune dei residenti. Il presidio dei militari nel piazzale non funziona da deterrente, ci raccontano, se poi la notte le strade diventano come il Far West. E sugli incidenti in zona è intervenuto anche il primo cittadino di Padova, Sergio Giordani, che dice di essere in costante contatto con le forze dell'ordine. E intanto nel quartiere rispunta una pattuglia della polizia locale. Ma basterà? La questura e il questore si sta impegnando moltissimo, il prefetto si sta impegnando tutti su questa situazione. Anche la polizia locale si sta a fare. Noi stessi abbiamo organizzato eventi, stiamo facendo qualcosa. Purtroppo la stazione è un luogo che riserva sempre sorprese, non solo a Padova ma in tutte le città italiane. Noi ci stiamo impegnando al massimo su questo. I profughi ospitati all'Hotel Paradiso di Noventa Padovana lasciano la struttura, ma è scontro politico. La Lega divulga un video in cui dicono che sono scappati in 5, il sindaco attacca, sono fake news. Erano arrivati qui nell'ottobre del 2015 tra polemiche e contestazioni. Dopo 4 anni all'interno dell'Hotel Paradiso i profughi lasciano la struttura alberghiera di Noventa Padovana e anche in questo caso le polemiche non sono mancate. Eccoli mentre salgono nel pullman messo a disposizione dalla prefettura per portarli nelle loro nuove destinazioni a Torreglia ed Este. Erano 60 4 anni fa. Durante l'emergenza sbarchi le stanze dell'Hotel Paradiso hanno ospitato fino a 90 richiedenti asilo. Nell'ultimo periodo i numeri erano scesi a 36. Poco prima del trasferimento però il consigliere comunale della Lega e vicepresidente della provincia Marcello Bano ha denunciato la fuga di 5 profughi. Abbiamo ripresi stamattina che erano andati in via Tazzoli in una palazzina dove ci sono già dei nigeriani, quindi di fatto una parte sono già usciti per andare in questa palazzina, quindi non si sta risolvendo assolutamente la situazione. Secondo il sindaco Alessandro Luigi Bisato questa è una fake news. Come previsto dal programma stilato dalla prefettura, oggi dovevano spostarsi 31 persone e 5 domani. Di queste 31, 29 sono salite sui pulmini, sono arrivate quindi a destinazione. Un ragazzo era sotto cura farmacologica, nulla di grave, ma insomma si sposterà nei prossimi giorni in accordo con la cooperativa. Il 31esimo ha deciso, per sua scelta, di uscire dal sistema di protezione. Bano mostra anche il video in cui si vede uno dei richiedenti asilo trasportare una grossa valigia all'interno di un condominio poco lontano dall'Hotel Paradiso. Non vogliono essere trasferiti a Torreglia e quindi sono andati in questa palazzina. Il primo cittadino Bisato, che come il consigliere Bano riveste un ruolo nella squadra di governo della provincia di Padova, non accetta le accuse. Risulta che 2 persone abbiano consegnato propri indumenti a persone che nel frattempo hanno conosciuto. C'è stata una verifica, non c'è materiale che non sia lecito in quei borsoni. Questa caccia mediatica che si è costruita per tutta la giornata, tra l'altro da un rappresentante delle istituzioni che oltre ad essere un consigliere comunale di minoranza a Noventa Padovana è il vicepresidente della provincia, va chiarita. Non se ne può più di essere alla mattina di lotta e al pomeriggio parte delle istituzioni. Ho chiesto un chiarimento in tal senso. Parliamo ora di mensa scolastica perché è dura la reazione dell'assessore regionale leghista Marcato dopo le polemiche che si sono scatenate per la richiesta di genitori bengalesi di avere la carne halal nel pasto scolastico dei propri figli. Cari genitori musulmani, se voi volete mangiare la carne halal,
ve la andate a mangiare nei vostri paesi, dove è il Corano che determina la legge, la norma. Nel paese in cui vivete oggi, cioè l'Italia, e nella regione in cui vivete oggi, cioè il Veneto, le leggi le fa la regione, le fa il Parlamento, non le fa il Corano, per cui noi dobbiamo rispettare le leggi, le norme delle istituzioni, non di un libro religioso. L'assessore leghista Marcato risponde così alla richiesta di un gruppo di genitori bengalesi con i figli frequentanti la scuola Giulio Cesare di Mestre di poter inserire nel menù della mensa la carne halal, una vicenda che sta scatenando non poche polemiche, soprattutto per le modalità di preparazione di questa carne. Questa carne halal è una carne che per essere tale la bestia deve essere macellata secondo un rituale, vado a leggere, ovvero seguire le linee guida tradizionali indicate dalla Sunna, quindi Corano. Gli animali devono essere coscienti al momento dell'uccisione, bellezza, che deve essere procurata l'uccisione recidendo la trachea e l'esofago e sopravvivere per il dissanguamento completo dell'animale. Cioè l'animale è vivo finché completamente non viene dissanguato. Io la trovo una atrocità assoluta questa. Se l'agnello viene ucciso da un macellaio italiano, apriti cielo. Se gli animali vengono trucidati con enormi sofferenze senza rispettare, questo non è un problema, ma fatemelo capire. In ogni caso, un messaggio lo voglio dare chiaro anche ai dirigenti scolastici e a chi adesso sta cercando soluzioni. Non c'è nessuna soluzione. La carne halal te la vai a mangiare nel tuo paese? Sulla questione è intervenuto anche il console onorario veneto del Bangladesh. Tale richiesta non può essere accolta perché non fa parte, non rientra nella normativa vigente e la sentenza 20.504 del 2019 delle sezioni unite ha perfettamente chiarito che il progetto formativo scolastico, che comprende anche la fruizione del servizio mensa, è un progetto che deve rispettare il principio di uguaglianza, che non deve creare discriminazioni. La cronaca dalla provincia di Treviso, nemmeno il tempo di tirare un sospiro di sollievo per la cattura del rapinatore seriale delle farmacie che i commercianti di Conegliano devono fare i conti con una nuova rapina. L'ultimo colpo ieri sera ad una sala da tè aperta da appena una settimana. Ha guardato un po', è entrato e tira fuori pistola a me. E mi tira fuori tutti i soldi e ha dato e è scappato via. Sono ancora scosse le due giovani titolari della Liberty, la nuovissima sala da tè in via Cavour a Conegliano, rapinate ieri sera poco prima delle 20:30 da un malvivente. L'uomo straniero è entrato nell'esercizio commerciale mentre le due ragazze stavano facendo le pulizie. Dopo la chiusura ed impugnando una pistola si è fatto consegnare tutti i soldi. Ho sentito che dammi soldi, no? Io ero strano, perché tanto soldi in tasca? Poi sono andata a guardare con pistola così. Poi ha preso tutti i soldi che abbiamo fatto ieri, circa 300 qualcosa, più soldi personali 200 qualcosa. Subito dopo il colpo l'uomo è fuggito a piedi dileguandosi nelle vie del centro di Conegliano ancora affollate di gente. 8:20, c'è anche festa, c'è tanta gente, c'è pieno di macchina lì davanti, però tenterò lo stesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che ora conducono le indagini. Al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza numerose in zona. Neanche il tempo di tirare un sospiro di sollievo per la cattura del rapinatore seriale della farmacia che i commercianti di Conegliano si trovano ad affrontare la paura per un'altra rapina. Le due giovani cinesi del Liberty, sorprese dall'accaduto, la sala da tè aperto da appena una settimana, cominciano ad avere paura. Un po' sicuramente sì. Adesso sai come facciamo? Non puliamo i pavimenti a sera, puliamo il giorno dopo la mattina. Puliamo il bancone, puliamo il bancone, puliamo tutto quello del caffè, i pavimenti lasciamo il giorno dopo. La Polizia Provinciale di Belluno sta ricostruendo la vicenda di un cane morto in seguito ai morsi dei lupi. Gli agenti sono intervenuti questa mattina all'Istituto Zooprofilattico per vedere l'animale e raccogliere la testimonianza del proprietario. Il fatto è accaduto nella mattinata di ieri. Due cacciatori sono usciti per una battuta di caccia alla lepre con Segugio a Tricchiana. Secondo il racconto del proprietario, il cane è partito al seguito di una lepre. Poco dopo l'uomo ha avvertito un frastuono di ringhi e guaiti, si è diretto verso il
punto da cui provenivano, vedendo i lupi fuggire e trovando il suo cane agonizzante. Secondo le prime analisi della Polizia Provinciale non si tratterebbe di un'interazione preda-predatore. I lupi, in presenza molto probabilmente di una cucciolata, avrebbero avvertito nel segugio una possibile minaccia estranea al branco, agendo quindi per difesa. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco. E rieccoci in studio con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali La Sanità. Ora vediamo insieme il nuovo volto dell'ex ospedale geriatrico di Padova, che è diventato ora il nuovo polo umanistico dell'università. A parlare sono i numeri: 14 chilometri di biblioteca dove sono custoditi oltre 356.000 volumi di pregio, 18 nuove aule per gli studenti, un'aula magna da 250 posti, uno spazio per lo studio comune, postazioni informatiche, una sala conferenze. L'Università di Padova nel primo giorno dell'anno accademico 2019-2020 consegna ai suoi studenti il nuovo polo umanistico Beato Pellegrino, sorto grazie ad un ambizioso progetto di restauro dell'ex ospedale geriatrico di Padova. 13 edifici ristrutturati e 5 costruiti ex novo in pieno rispetto della sostenibilità ambientale. Le origini di questo progetto risalgono al 2004, a volerlo fortemente il rettore di allora Vincenzo Milanesi. Solo nel 2015 si riuscì ad avviare l'iter con la cerimonia simbolica della posa della pergamena. I lavori a tempo di record iniziati nel 2016 hanno permesso di chiudere i cantieri solo pochi giorni prima dell'inaugurazione. Adesso lo vediamo, bellissimo, ristrutturato in maniera splendida, come luogo di ricerca, perché ricordatevi che la biblioteca è il luogo di ricerca degli umanisti, come luogo di insegnamento con aule modernissime, come luogo di presenza in città. Il rettore ha visitato l'intera struttura già popolata di studenti che hanno iniziato i corsi, rivolgendo loro un augurio di buon lavoro. In bocca al lupo, buon lavoro, siete in un'università che vi ama. Il complesso dell'ex geriatrico nella sua lunga storia fu anche sede di un convento. Oggi eccolo accogliere matricole e studenti che in poche ore si sono impossessati di questi spazi dell'antico chiostro diventato aula studio all'aperto. Prossimi obiettivi per l'Ateneo: il recupero della caserma Piave e la casa dello studente fusinato che ospiterà la scuola superiore galileiana. La nostra intenzione è quello di recuperare spazi identitari dell'università e della città e farli rivivere quando sono chiusi, inutilizzati, quindi senza consumare suolo, senza costruire strutture nuove, ma anzi facendo rinascere con la gioia della vita degli studenti questi posti di nuova vita. Grande festa ieri a Villorba per i 100 anni di Adelaide, una nonna che di energia e vitalità ne ha davvero da vendere. Vediamo. Tanti auguri a te, tanti auguri Adele, tanti auguri a te. Tutta la famiglia unita, ma anche mezzo paese, per festeggiare i 100 anni di nonna Adelaide, una donna speciale arrivata al secolo di vita con un'energia e vitalità davvero rari. È lei, con l'aiuto dei nipoti, ad aver organizzato la festa e lei ad aprire le danze ballando un tango con il figlio. Adelaide Paparotto, Adele per tutti, è nata a Casieri il 29 settembre del 1919, la minore di 8 fratelli. La prima guerra mondiale era appena finita ed erano anni difficili di miseria e di lavoro, e questo, confida Adele, è stato il segreto della sua longevità. Qual è il segreto per arrivare a questa età? Menare carriere di melca. Sorride Adele, che nella vita ha davvero lavorato tanto, anche dopo sposata con l'amato Ettore, quando andava da Villorba a Treviso a far mastee. Lavorare. Cosa ho detto che ti dico? Più di lavorare tanto e volentieri a lavorare, perché mi piace lavorare. Si è sempre rimboccata le maniche Adele, ma ha trovato anche il tempo per divertirsi, e questo è uno tra i ricordi più belli. Che naimo baiarni e mio marito. Una lunga vita, allietata da 3 figli, 6 nipoti, 6 pronipoti. Per festeggiarla sono venuti parenti anche dal Venezuela. Adele ha energia da vendere, vive da sola, fa i lavori a casa e a mezzogiorno prepara ancora il pranzo al figlio. Questa assunta risotto, che buono sto risotto, fai che buono. Ma toccati pronto, va, mi diceva, ma che c'è da farsi a parità. Tanti ricordi, molti legati ai tempi difficili della guerra. Ho fatto 4-5 chilometri
Natome e pan coi tessere e suonava con una bicicletta coi roveri di strasse dentro sul copertone. Alla sua festa nonna Adele ha voluto la banda del paese e tra tutte le musiche ha scelto questa, La vita è bella. Era questo l'ultimo servizio, vi ricordo come sempre subito dopo i TG 20:10, questa sera ospite in studio Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria Venezia Rovigo, e poi come sempre in prima serata dalle 21:15 torna Ring. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, uno sguardo al meteo, arrivederci. Bentrovati al meteo. Il mese di ottobre inizia all'insegna della variabilità. Una perturbazione si avvicina al nostro territorio e martedì ne avremo le prime avvisaglie. Ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto cielo piuttosto nuvoloso dappertutto. Al mattino si manterrà ancora asciutto, dal pomeriggio nuvolosità più diffusa e compatta con piogge sparse, tuttavia più frequenti sulle zone centro-settentrionali della regione, più occasionali invece su quelle meridionali. Temperature stazionarie minime tra i 15 e i 19 gradi, massime comprese invece tra 21 e 25 gradi circa. Situazione simile anche sul Friuli Venezia Giulia, con molte nubi fin dal mattino e con qualche piovasco a carattere sparso. In nottata però peggiorerà un po' su tutti i settori. Temperature invariate minime tra 16 e 20 gradi, massime oscillanti invece tra i 22 e i 23 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove avremo locali acquazzoni sui settori meridionali della nostra regione, sarà invece più asciutto e soleggiato altrove. Temperature minime sui 15 gradi, massime sui 24 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.